Allora, mi sono iscritta quasi per scherzo, però quando mi hanno telefonato avvisandomi che era guardata seconda, ne sono stata molto felice, anche perché è un momento particolare della mia azienda, la mia famiglia, e una cosa così bella ci fa solo che piacere. Per me fare rete è sempre stata una cosa naturale, l'ho sempre vista una cosa importante sia con i colleghi, che non voglio chiamare concorrenti ma chiamo colleghi, sia anche con i fornitori del latte, perché la rete importante è anche quello, avere continuamente una materia prima a disposizione, per cui anche quella è una rete interessante e importante da portare avanti. Da parte mia faccio parte anche della Guilde Internationale des Fromagers, per cui abbiamo una rete internazionale connessa direttamente al mondo del formaggio, che ci porta ad essere tutti amici, anche se alla fine lavoriamo e abbiamo clienti in comune. Quindi ritengo che fare rete sia estremamente importante.